Aspetti. Va ora in onda Filo Diretto Lega nel mondo, le voci dei leghisti all'estero. E la linea va subito a Matteo Furian. Grazie mille caro Giulio, buon pomeriggio a tutti cari radioascoltatori di Radio Libertà, bentornati in una nuova puntata di Filo Diretto con la Lega nel mondo. Come sempre il numero per intervenire 02 92 94 72 22 è sempre quello, se no ci potete scrivere un bel messaggio su WhatsApp al 346 642 7756. Ovviamente chiedo, per chi vuole chiamare durante il corso della puntata di Filo Diretto, lo dico sempre all'inizio puntata, mi raccomando, se volete fare qualche domanda al nostro ospite, chiedo ovviamente il dono della sintesi, gentilmente. Comunque, 02 92 94 72 22. E do non il benvenuto, il bentornato a Pierluigi Melillo, il coordinatore della Lega nel Mondo Paraguay. Ciao Pierluigi, bentornato. Ciao Matteo, grazie per l'invito. E giusto stavo guardando il nostro chat, è passato un anno praticamente. Volevo salutare tutto il pubblico che ci ascolta e siamo di nuovo qui. Buon pomeriggio per te, qui sono le 11:30 di mattina, abbiamo 6 ore di fuso orario, qui oggi fa 31 gradi, quindi è un clima completamente... Fa freddo insomma. Non grandina come sta grandinando in Italia. Ecco, magari arrivasse un pochino di caldo anche qua, ma poi noi italiani ci lamentiamo poi del caldo e vogliamo l'inverno, poi ci lamentiamo del freddo e vogliamo l'estate, insomma non ci va bene mai niente, questa è un'altra nostra caratteristica. Comunque, è vero, è passato un anno esatto, un anno preciso e siamo proprio capitati nel periodo giusto per parlare di Paraguay, perché adesso si parlerà di elezioni. Ricordo ai nostri cari amici radioascoltatori che il Paraguay è una repubblica presidenziale, adesso ci dovrebbe essere il presidente Mario Benitez, giusto se non erro, mi confermerà il nostro Pierluigi. Sì, Mario Abdo Benitez, che giustamente è venuto in questo periodo, è stato invitato in Italia il 23 di gennaio di quest'anno, è stato in visita ufficiale in Italia con il presidente Sergio Mattarella. Ha visitato il Papa. Io ho avuto il piacere di accompagnare il presidente l'anno scorso, a settembre del 2022, perché è stato nominato per la prima volta nella storia un cardinale paraguaiano, Adalberto Martinez. Quindi, avendo mia moglie che lavora nel governo con il municipio del comune di Assunzione, lei è la direttrice di cultura e di turismo, abbiamo avuto il piacere di accompagnare questo evento meraviglioso nel Vaticano. È tornato il presidente Marito in Italia e da quanto so ufficialmente il nostro presidente Sergio Mattarella ha risposto all'invito, quindi avremo per la prima volta nella storia in Paraguay un presidente italiano in visita ufficiale. Ecco, questa è una bellissima cosa, una bellissima notizia. Tra l'altro il presidente Mario Benitez fa parte di un partito che è un partito conservatore, partito di destra, Colorado, giusto? Il Partito Colorado. Partito Colorado, o anche conosciuto come ANR, Associazione Nazionale Repubblicana. È un partito di destra, è un partito ben strutturato, già viene da 2 mandati consecutivi. Poi voglio raccontarti un po' quello che sta succedendo in questo momento della politica, perché come hai ben detto all'inizio siamo sotto elezioni e saprai benissimo, o non so se hai visto, che in America del Sud paesi di destra siamo rimasti Paraguay, Uruguay ed Ecuador. Quindi stanno cercando un po' di attaccare nei vari fronti, e in questi giorni è successo un qualcosa di strano da parte dell'ambasciata americana. Non so se da voi è arrivata la notizia, però l'ambasciatore americano Mark Osfield ha nominato significativamente corrotti 6 personaggi, di quali l'ex
presidente della Repubblica, Horacio Cartes, l'attuale vicepresidente della Repubblica, Hugo Velázquez, e anche, scusami, ogni tanto mi esce qualche parola in spagnolo, e anche alcuni funzionari. Questa è una cosa mai successa prima nella storia, abbastanza delicata, cioè nominare un ex presidente significativamente corrotto e un attuale vicepresidente significativamente corrotto è un attacco politico. Poi la stampa la conosciamo bene, che sotto elezioni ci gioca molto su queste cose, su questi eventi. Quello che nessuno si spiega, come mai lo stanno facendo soltanto in Paraguay quando non lo stanno facendo con il Brasile, dove ci sono stati molti casi simili e anche un presidente che è stato arrestato, o come mai non lo stanno facendo con l'Argentina. Questo è quello che un po' ci stiamo chiedendo, ci stiamo domandando. Non so, mai sentita una cosa del genere prima nella storia, non so se tu hai mai sentito. Beh, diciamo che non è la prima volta storicamente, poi adesso al di là dell'apprezzamento e del giudizio che ognuno di noi ha nei confronti degli Stati Uniti d'America, ovviamente parlo a livello governativo, non di popolo, così però gli Stati Uniti sono un pochino comunque, diciamo, abbastanza famosi per intromettersi negli affari, chiamiamolo con questa parola, intromissione negli affari altrui, no? Soprattutto in Sud America comunque cercano sempre di influenzare i vari paesi e cercano di tenerli sotto scacco, ecco, per così dire. Ma qual è l'aria che tira in questo momento durante le elezioni? Una riconferma dell'attuale partito, del movimento al governo, o un cambio di passo? Ma guarda, in questo momento le percentuali parlano chiaro. Il Partito Colorado, dove c'è il candidato Santipegna e il vicepresidente Pedro Aliana, hanno un 42% di preferenze. E anche un'altra cosa un po' strana che succede qui in Paraguay, che a volte il partito di sinistra si allea con il partito di destra per andare contro il Partito Colorado, perché il Partito Colorado comunque ha una struttura molto, molto forte. L'opposizione in questo momento è Efraín Alegre come presidente e vicepresidente Sole Núñez, il quale si sono uniti Partito Liberal Radical, Frente Guasú, Partito Democratico, Partito Rivoluzionario, Partito Encuentro Nazionale, Partito Socialista, Partito di Patria Querida, che è un partito di estrema destra, Partito Hagamos, Partito Democrazia Cristiana e il Partito Frente Guasú. Stiamo parlando di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ben 10 partiti che si sono alleati contro il Partito Colorado. Ma scusami un attimo, tu ovviamente l'hai appena detto, tu hai citato, vabbè, quel poco che conosco lo spagnolo, che comunque è simile all'italiano, cioè hai citato partiti e movimenti che sono di estrema sinistra, movimenti invece più cattolici che appartengono magari alla tradizione cattolica, e partiti di vera e propria estrema destra, cioè c'è un miscuglio, cioè estrema sinistra, estrema destra, liberali, cristiani, tutto ciò per far fronte. In Italia una roba del genere è inimmaginabile, che l'estrema destra vada con l'estrema sinistra e dentro ci siano i cattolici, i liberali. È un qualcosa che non potrebbe mai funzionare. Ma ovviamente ti chiedo, ma com'è possibile, domanda, che tutti questi schieramenti così diversi, perché ci saranno delle differenze profonde tra questi movimenti politici? Sinceramente me lo domando anch'io. Diciamo che fanno un po' il gioco dell'unione fa la forza, cercano un po' in tutti i modi di andare contro il Partito Colorado, però ripeto, il Partito Colorado ha una struttura fortissima, anche in questo momento il presidente del Partito Colorado è giustamente Horacio Cartes, che è l'ex presidente, quindi capisci benissimo che ci sono interessi e attacchi a livello politico fortissimi. Quello che ad oggi tuttora nessuno capisce è come mai si fanno l'ambasciata degli Stati Uniti si espone a tanto senza avere però delle prove
da poi poter portare in un tribunale e andare avanti, perché fino adesso è stato soltanto una denuncia mediatica, diciamo. Un attacco a gratis. Sì. Questo ovviamente è particolarmente strano, ma invece tutto questo insieme di partiti a quant'è che arrivano? Tu hai parlato prima del Partito Colorado che riesce ad arrivare al 42% e questi partiti invece quanto arrivano? Arrivano a un 32%, però fortunatamente durante la campagna elettorale si perdono, perché poi ognuno va a pensare un po' ai propri interessi, perché c'è la famosa bancata, il banco del deputato e del Senato, quindi ognuno poi tira l'acqua al proprio mulino. Infatti spesso non riescono ad andare, non sono allineati politicamente, quindi arriva un momento dove si apre, questo schieramento si apre, però in questo momento lo stanno dando al 32%, quindi c'è un 10% di differenza. E questo ovviamente sicuramente no, sono ancora un po' sconvolto, ecco, da questa mucchiata, perché mi stavo un attimo immaginando in Italia una Casa Pound, un Forza Nuova che si alleano con il Partito Democratico, con il Partito Comunista e poi dentro anche i vecchi democristiani, tra virgolette, pur di andare contro un altro soggetto politico, cioè veramente assurdo. Sono riusciti a fare peggio del Movimento 5 Stelle. Assolutamente sì. Sono dei grillini del Paraguay un po' confusi. Ma io ti faccio una domanda adesso in relazione ovviamente una domanda sempre inerente al Paraguay. Cioè, se a sto punto, visto dopo questo caso degli Stati Uniti d'America, secondo te c'è una forte influenza da parte degli Stati Uniti in Sud America e in Paraguay? Però un'influenza vera e propria, parlo, cioè un qualcosa che si può comunque sentire. Guarda, io sono 4 anni che vivo in Paraguay e posso riportare alcune storie che ho sentito, però in passato già il governo americano, non so se ti ricordi, ne avevamo parlato credo alla scorsa puntata, il Paraguay è uno dei paesi con la riserva d'acqua dolce più grande del mondo, l'acquifero Guaraní, e quindi giustamente il gioco di parole fa un po' acqua, fa un po' gola, nel senso che attira questa cosa. In più siamo uno dei più grandi paesi che esporta elettricità, quindi probabilmente sì, ci sono degli interessi, non solo credo da parte degli Stati Uniti, credo un po' da vari stati. Infatti ultimamente vedo che stanno venendo molti imprenditori italiani, stanno incominciando a venire a vedere con i propri occhi il paese, le opportunità, perché il Paraguay durante la pandemia è stato, perlomeno qui in America del Sud, l'unico paese che è riuscito a mantenere la moneta stabile con l'euro e con il dollaro, a differenza dell'Argentina e il Brasile. Cioè il peso argentino sappiamo che sale e scende molto, molto facilmente, a differenza del Guaraní, ecco. In più in questo momento abbiamo dal 2019, per quanto riguarda gli italiani e i paraguayani, è stato firmato un accordo con l'Italia che il paraguayano ha diritto di avere la doppia cittadinanza fino alla terza o quarta generazione, e quindi abbiamo in questo momento 15.000 iscritti AIRE che sono tutti quanti discendenti italiani con il passaporto. Questo è molto interessante, mentre invece un'altra domanda che ti voglio fare. Allora, qui da noi in Italia, prima che salisse il governo Meloni, in campagna elettorale, ma ancora oggi se ne parla, si è molto discusso di cambiare proprio il sistema Italia e di magari trasformarla in una repubblica semipresidenziale, un pochino alla francese, per intenderci, o qualcuno parlava addirittura di trasformarla in una repubblica completamente presidenziale. Visto che comunque il Paraguay è sicuramente una realtà completamente diversa dal nostro paese, ben lontana, però è una repubblica presidenziale. Io ti faccio questa domanda: è un sistema che in Italia secondo te potrebbe funzionare, potrebbe ottenere anche
degli effetti positivi sul crescente astensionismo che sta dilagando purtroppo qui nel nostro paese? Ma guarda, tu ti riferisci alla politica paraguayana? Ma guarda, i dati qui parlano chiaro. I giovani purtroppo, come anche in Italia, non si stanno avvicinando molto alla politica. Vedo che non ci sono molti interessi. E anche qui sta succedendo un po' lo stesso. Abbiamo visto un po' poca affluenza a livello di giovani. Un'altra cosa molto particolare è che qui le elezioni politiche presidenziali durano soltanto un giorno. Saranno fra 26 giorni, il 30 d'aprile, generalmente è una domenica, dalle 8 di mattina dalle 6 di mattina fino alle 4-5 di pomeriggio. Quindi danno la possibilità di votare soltanto un giorno. E i giovani non si stanno avvicinando molto. Però sì, qui hanno un sistema un po' più avanzato per quanto riguarda le schede elettorali, che sono delle macchine digitali, macchine elettroniche, quindi praticamente è abbastanza veloce il sistema. Ti presenti con il tuo documento, fai la fila, ti mettono davanti a uno schermo, ovviamente dove sei isolato, e puoi votare direttamente dallo schermo. Ci sono stati ultimamente anche dei casi che hanno creato delle polemiche, perché dove erano guardate queste macchine, giustamente poco tempo prima delle elezioni hanno preso a fuoco. Quindi c'è chi dice che probabilmente sono state manomesse, però sono cose che non possiamo sapere con esattezza. Certamente. No, io ti chiedevo poi anche appunto se secondo te un sistema del genere potrebbe funzionare in Italia, trasformare l'Italia in una repubblica semipresidenziale o presidenziale. Ma lo vedo difficile, lo vedo complicato. Ma è un sistema che potrebbe funzionare, visto che comunque, tra virgolette, si parla spesso di questo tema e di questa modifica, perché si dice appunto che una democrazia forse un po' più diretta nei confronti dei cittadini magari riporterebbe anche molti cittadini a prestare più attenzione ai fatti politici e a interessarsi della politica e a tornare a credere nella politica e nelle istituzioni. Ma negli ultimi 6 mesi con il governo Meloni ho visto che i numeri stanno crescendo, quindi sta facendo un buon lavoro. Ovviamente cambiare 70 anni di politica in 6 mesi è praticamente una mission impossible, però ecco, sta dimostrando volontà, sta dimostrando che ci sono le possibilità. Ha una bella squadra. Mi sembra che la destra in questo momento è abbastanza unita, quindi sono abbastanza allineati, stanno lavorando bene insieme. Su questo ti do assolutamente ragione. Purtroppo, Pierluigi, siamo arrivati alla fine della puntata. Io ti ringrazio per essere tornato qui tra noi sui canali di Radio Libertà e su Filo Diretto con la Lega nel Mondo, perché hai riportato ancora una volta un punto di vista per quanto riguarda il Paraguay, che è una realtà a noi lontana e magari poco conosciuta rispetto a paesi come Brasile e Argentina, però esiste anche il Paraguay, una realtà bellissima, perché mi sono documentato, veramente una realtà bellissima e molto interessante. Quindi io ti ringrazio per essere tornato qui tra noi e ti ho invitato l'altra volta, quindi l'invito è sempre aperto. Guarda, in estate prenderei molto volentieri l'aereo e verrei molto volentieri lì anche in vacanza per cambiare aria definitivamente. Comunque, grazie mille a Pierluigi Melillo, coordinatore della Lega nel Mondo Paraguay. Grazie Pierluigi. Grazie a te Matteo, un saluto a tutti. E un grazie va a tutti voi cari radioascoltatori che come sempre ci supportate e ci ascoltate. Noi ci rivediamo alla prossima puntata di Filo Diretto con la Lega nel Mondo. Grazie per l'ascolto, grazie Pierluigi. Ciao. Avete ascoltato